Allora, l'adozione si rivolge chiaramente a tutte le famiglie che hanno voglia di portarsi a casa un piccolo animale da compagnia particolarmente sociale e che si integra molto bene all'interno di una famiglia. Per la richiesta verrà fatta tramite l'associazione. Adesso il comune ha detto che ci mette anche un link sul sito in modo da potersi poi collegare, avere i numeri di telefono e tutto quello che serve per poterlo portare a casa. L'animale sarà chiaramente visitato dal punto di vista sanitario e poi in base all'età potrebbe essere anche già sterilizzato o meno, questo poi si vedrà insomma. Il problema è che essendo un numero abnorme di conigli, molto di più di quello che si pensava, chiaramente avremo bisogno anche di stalli più grandi, cioè per cui fattorie didattiche, asili nidi, scuole materne che siano disposte a tenere 5, 6, ma anche di più di individui, in cui poi noi chiaramente andremo a prenderli e poi, per poi affidarli alle famiglie man mano che si hanno richieste, insomma. Allora, il coniglio fondamentalmente non è un animale più impegnativo di un gatto, però come il gatto non è un animale che sta in gabbia, cioè il coniglio è un animale che sta libero, per cui bisogna chiaramente cominciare ad adeguare la casa o il giardino alle necessità del coniglio. Il coniglio è un erbivoro puro, mangerebbe solo erba, poi in momenti in cui non si trova l'erba si può dare il fieno, però non vanno date altre cose, anche le verdure non sono una necessità. E dottore, a proposito di cibo, sfattiamo una cosa, questi sono conigli d'affezione, non sono conigli mangerecci, che non ci sia chi pensa di rimpinguare la dispensa. Certamente, sono solo conigli d'affezione, per questo saranno tutti chippati. Ogni coniglio avrà il suo microchip, per cui chiaramente non potrà, come dice la legge italiana, non potrà finire sul desco di qualche carnivoro. Ecco una... Abbiamo, per questo chiaramente abbiamo gli strumenti atti a far sì che gli animali non subiscono traumi. Abbiamo reti atraumatiche, abbiamo le pistole che sparano le reti, come si vede, dico sempre, nei cartoni animati o nei documentari. Sì, abbiamo questi sistemi che servono poi a prenderli e man mano a metterli dentro gabbie chiuse in modo che non abbiano paura, che sono gabbie che sono chiaramente imbottite all'interno in modo che non si facciano male. Poi vengono liberati, visitati, se abbiamo delle patologie per questo verranno curati e poi dopo vengono chiaramente liberati o dati in adozione a seconda della richiesta.